Dopo un'estate insolitamente breve, il Modica Calcio è pronto a ricominciare con inserti verdi dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Ha giocato con un estremo difensore under. Occhio al break di Arken, tutto regolare. Arken entra in area, incespica sul pallone. Idoiaga ha provato, può sparigliare soprattutto nelle partite più chiuse. Occhio a Palmisano, prova la battuta dalla distanza, c'è pettinato sulla sfera ma non va a lui. Il tiro bloccato in due tempi da Martinez, la conclusione era stata di Maimone. C'è Coria sul pallone, parte Coria sul secondo palo, il colpo di testa insidioso. Può attaccare il Modica con Schembari, il cross al centro, il colpo di testa di Belluso, la gran parata di Martinez. C'è Pettinato che cerca spazio sul primo palo, va sul secondo Idoiaga a cercare Mallia, proprio lui. Finisce qui il primo tempo 0-0 tra Modica e Palazzolo. Idoiaga, occhio perché c'è spazio per Lucas Idoiaga. Idoiaga entra in area, ancora Idoiaga e Martinez gli sbarra la strada e dice di no a Lucas Idoiaga. Si fa vedere Palmisano per la battuta veloce, così è Luca Palmisano, il cross sul secondo palo, arriva il gol di Edoardo Susino porta in vantaggio il Modica. La gioia del giovanissimo Edoardo Susino al minuto 35 è il più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone e ad insaccare alle spalle di Martinez. Sul tiro di Torres è stata sicuramente l'azione più pericolosa e arriva ora il triplice fischio dell'arbitro. Il Modica batte 1-0 il Palazzolo e accede al secondo turno di Coppa Italia.